Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. A mother so-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti. Siamo in un 13 ottobre con tante notizie, in subbuglio anche quello che è il presidente degli Stati Uniti Trump. Avete ascoltato l'editoriale del nostro direttore Sallusti che parlava proprio del viaggio che ha terminato ormai Donald Trump verso Israele, dopo che è riuscito ad arrivare a un accordo di pace insieme all'organizzazione terroristica di Hamas, un accordo di pace tra Israele e Hamas che ha 20 punti in particolare molto importanti. Parliamo di una pace che permetterà a Israele di non avere delle zone di confine con la striscia di Gaza con armi e quindi pericolose. Parliamo anche di un accordo di pace, questo molto importante soprattutto per gli israeliani, che intima Hamas alla liberazione degli ostaggi, che infatti già stanno ritornando nelle proprie case. Parliamo anche di una Hamas che sarà costretta, secondo gli accordi di pace, a vivere anche coesistere in maniera pacifica insieme agli abitanti della striscia di Gaza. E quindi Donald Trump è riuscito a fare quello che le amministrazioni democratiche di Obama, le due amministrazioni democratiche di Obama soprattutto, e anche l'amministrazione democratica di Biden non sono riusciti poi a ottenere, ovvero perlomeno su questo punto molto importante, finalmente potremo vedere una striscia di Gaza governata da entità non terroristiche, magari sempre in conflitto politico con Israele, ma perlomeno che non vi sia violenza. Un passaggio molto importante questo, sempre da celebrare. Ovviamente si è parlato anche di Nobel per la pace per Donald Trump, ma lo ha vinto il Nobel per la pace una venezuelana, Machado, che tra l'altro è in rotta contro il regime di Maduro. Quindi parliamo sempre di una personalità di quelle, tra virgolette, buone, essendo contro il regime autoritario venezuelano. Parliamo anche di una Machado che ha ringraziato il presidente Trump per il supporto proprio in questa lotta contro un regime illiberale, per davvero, quello di Maduro, e autoritario, che nega le libertà delle persone. Parliamo tra l'altro di un Donald Trump che ha commentato su questo, ovviamente scherzando, su come forse dovrebbe lui prendersi il Nobel della stessa Machado, ma è importante anche osservare le mosse della Casa Bianca per quanto riguarda proprio il Venezuela, perché ne avevamo parlato la scorsa settimana. Il Venezuela ospita delle gang pericolose, i cartelli della droga, che hanno invaso durante l'amministrazione di Joe Biden gli Stati Uniti, con membri che mettevano in difficoltà gli stessi latinos, quindi le stesse persone che magari erano connazionali o comunque culturalmente vicini a questi violenti, e gli stessi latinos odiavano questi venezuelani, soprattutto la gang violenta del Tren de Agua,
Donald Trump ha dichiarato guerra ai cartelli della droga, sia venezuelani sia messicani. La scorsa settimana abbiamo visto come le gang venezuelane hanno subito degli attacchi violenti da parte del Pentagono, con degli attacchi proprio alle navi che stavano trasportando la droga all'interno dello stato a stelle e strisce. Per questo vi è anche una minaccia, possiamo dire così, un avvertimento anzi, del presidente Trump, ma anche della Casa Bianca, dichiarando tra l'altro che devono stare attenti questi criminali, perché il viaggio su queste barche, che sembrano quasi barche militari, fregate praticamente dalle immagini, devono stare attenti, perché potrebbe essere il loro ultimo biglietto di andata verso gli Stati Uniti, soprattutto perché appunto parliamo di attacchi militari per rendere probabilmente anche sicure le acque vicino allo Stato americano. Parliamo anche quindi di un Donald Trump che mostra i muscoli, aveva mostrato i muscoli anche con la Cina militarmente, andando a visitare la porta aerei, una porta aerei molto importante per gli Stati Uniti nei mari orientali, ma anche con i dazi che poi sono stati per un periodo al 100%, poi ridotti per contrattare con il presidente Xi Jinping, un Donald Trump che però dovrà quindi fare i conti sempre con il colosso, il dragone cinese, proprio anche per questa guerra commerciale che è tecnologica, che si parla ovviamente di chi arriverà prima e di chi usufruirà soprattutto delle terre rare. Anche per questo ovviamente vi è il braccio di ferro in questo momento quello che è lo stato libero del Taiwan, che ovviamente i cinesi vorrebbero riconquistare. Hanno più volte provocato reazioni contrastanti e reazioni militari anche da parte degli Stati Uniti, attaccando i cieli di Taiwan con le esercitazioni, ma parliamo anche di un Putin, tra l'altro, rimanendo sempre in tema di guerre militare, di un Putin che ha elogiato Donald Trump, dicendo che effettivamente è un presidente che punta alla pace, un presidente che punta al trovare degli accordi utili per i due contendenti. Per questo anche Zelensky ha dichiarato di aver avuto delle chiacchierate produttive con Donald Trump, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea ucraina, anche per i Tomahawk. Avete visto anche le notizie sicuramente su questo nei telegiornali e nei giornali italiani. Parliamo anche di un Donald Trump che è stato addirittura, ha avuto anche degli elogi, ovviamente tiepidi, anche da parte dei giornali avversi, diciamo, chiamiamoli così, come CNN, che ha voluto sottolineare come Donald Trump, a differenza di Joe Biden, entrerà nel Medio Oriente, arriverà in Medio Oriente con proposte, con un clima di pace, però ovviamente devono per forza descrivere come Joe Biden invece era un poverino che ha subito la guerra che gli è scoppiata ovviamente in faccia, perché giustamente i presidenti democratici come Obama e come Joe Biden ovviamente sono degli spettatori pagati, possiamo dire così,
perché sono dei presidenti a cui tutto scoppia in faccia, ma che loro non fanno niente di sbagliato, neanche nella prevenzione, perché sono eventi ovviamente imprevedibili. Però non possono che notare che Donald Trump è riuscito a ottenere un altro accordo di pace. Ovviamente pensano più a tenere il conto di quanto potrebbe durare, piuttosto che pensare, augurarsi che questa pace sia duratura, ma negli Stati Uniti sembra anche che vi sia un piccolo cambiamento anche su questo, perché la MSNBC, un altro delle reti televisive che non sono, tra virgolette, amiche di Donald Trump, in realtà ha elogiato in maniera importante proprio l'accordo di pace. Quindi per gli Stati Uniti, diciamo che per l'opinione generale degli Stati Uniti, perlomeno su questo, possono ammettere anche loro che Donald Trump ha fatto le cose per bene. Parliamo anche di Stati Uniti che in questo momento stanno ancora avendo problematiche per quanto riguarda la sicurezza nazionale. Infatti Donald Trump aveva inviato la Guardia Nazionale a Portland, con ovviamente il sindaco che mette i bastoni fra le ruote all'amministrazione Trump, ma la polizia dedicata all'immigrazione è sempre più sotto la lente di ingrandimento dei nemici dell'amministrazione Trump, per cercare di trovare il pelo nell'uovo. Addirittura vengono criticati i poliziotti se arrestano personaggi che sparano proprio contro gli stessi poliziotti, sparano nei loro confronti, sparano nella loro direzione, ma come è successo la scorsa settimana quando parlavamo della donna arrestata a Chicago dopo che aveva cominciato ad aprire il fuoco proprio nei confronti della polizia dedicata all'immigrazione. Quindi parliamo veramente di una situazione sopra, che lo Stato di diritto è sempre più messo in difficoltà dai democratici, che però aizzano le folle senza ovviamente fornire una loro alternativa. L'alternativa sarebbe lasciare che il caos divampi per le strade. Parliamo anche, tra l'altro, un'altra notizia da sottolineare, perché un altro gruppo militare che vive nella striscia di Gaza, in realtà ha appoggiato tantissimo il piano del presidente Trump, parlando anche di come non siano loro affiliati ad Hamas, però il piano di Donald Trump potrebbe essere utile per arrivare finalmente anche alla fine di uno spargimento di sangue molto pesante anche per la stessa striscia, con addirittura si parlano di 60.000 morti per i Gazawi, e il leader delle forze popolari del nord ha dichiarato anche che estende, diciamo, augura anche un apprezzamento molto importante per il presidente Trump, che lo ringrazia con molto affetto, con molto calore. Parliamo quindi veramente di una situazione cambiata totalmente in una zona che era ormai una miccia, che era ormai sottosopra, che era ormai infuocata, una situazione in cui le due amministrazioni democratiche, con l'invasione dell'Afghanistan nel 2008, per arrivare per primi a Bin Laden, e poi con l'amministrazione Biden, che ha inutilmente aiutato a recuperare
le forze lo Stato, chiamiamolo teocratico, dell'Iran, avevano reso veramente ancora più difficili per Donald Trump. Un Donald Trump che ha risolto la situazione in 10 mesi, possiamo dire, da quando ha preso di nuovo il comando della Casa Bianca. Stati Uniti che vedono ancora la Guardia Nazionale, quindi come dicevamo in precedenza, all'interno delle città, ma che giudici federali rischiano ogni volta di bloccare. Per ora possono rimanere all'interno delle città, così ha dichiarato un giudice federale, ma non possono essere inviate nuove risorse. Parliamo anche di Stati Uniti che in questo momento hanno trovato anche un sospettato che ha incendiato parte di Los Angeles, con un sospettato che sembra proprio che quindi nella Los Angeles dei democratici, nella California di Newsom, che tanto ha criticato Donald Trump e l'uso della Guardia Nazionale, ma anche dei raid della polizia dedicata proprio all'immigrazione, sembra proprio che quindi in realtà la sicurezza era in pericolo per le persone comuni, ma anche per gli stessi pompieri. Stessi pompieri che ogni volta sono costretti a spegnere i fuochi losangelini sono a rischio della propria vita, e molti purtroppo rischiano di essere o infortunati o addirittura morire. Parliamo di un 29enne che è stato arrestato e che cercava anche di mettere in difficoltà i pompieri mentre si trovavano proprio a eseguire il loro lavoro e cercare di salvare la città. Parliamo anche di un 29enne che ha cercato anche di chiedere a ChatGPT proprio il metodo per cercare di appiccare il fuoco senza farsi scoprire. Per fortuna gli uomini di Los Angeles, gli uomini delle forze armate di Los Angeles sono comunque riusciti a scoprire il colpevole, con il sindaco Karen Bass che continua giustamente a subire le critiche anche per come hanno preparato le difese per la città e per questi incendi molto molto difficili. E con quest'ultima notizia vi saluto, grazie per l'attenzione.